Federconsumatori scende in campo contro la disparità di trattamento degli automobilisti sul fronte delle assicurazioni auto e dichiara guerra alle compagnie. Lo ha fatto aderendo al movimento meridionale Mobust, ribelliamoci al caro assicurazioni al sud, e promuovendo una campagna per la raccolta di firme proprio contro questa disparità tra nord e sud. I cittadini sono stanchi, dice la presidente regionale Cinzia Mosella, secondo cui i dati che spesso forniscono le assicurazioni non collimano con quelli raccolti dall'associazione. Possedere il completo controllo dell'automobile e delle sue reazioni è questo l'obiettivo che si intende perseguire con i corsi di guida sicura che si sono svolti sabato e domenica sul lungomare di Belvedere Marittimo, organizzato dalla scuola guida del pilota cosentino Giacomo Fertler. In collaborazione con il gruppo Aster, il progetto ha previsto per i partecipanti una vera e propria esperienza di guida sicura. Ha indovinato 9 numeri su 10 con una giocata di 2 euro ed ha vinto 63.829 euro. È successo a Rocella Ionica, dove il fortunato ha scelto di giocare con l'estrazione ogni 5 minuti del 10 e l'8. Il vincitore ha confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i 10 numeri giocati con i 20 estratti. Grande festa ieri a Sinopoli per Stefania Bivone, Miss Italia 2011. La ragazza è arrivata a bordo di un'auto d'epoca del 1932, attraversando il paese in festa per arrivare in piazza del municipio, colorata da striscioni, palloncini e cartelli. In un autentico tripudio Stefania è stata fatta salire su un balcone del municipio insieme al sindaco Luigi Chiappalone per ricevere il saluto dei suoi concittadini e di migliaia di persone arrivate da ogni parte della provincia e della Calabria. Ufficializzato anche il gemellaggio con Fiumefreddo Bruzio, il comune di Maria Perrusi, Miss Italia 2008.